Sportivi siciliani, anche per questo venerdì l'appuntamento con Stadium Sicilia per parlare di Lega Pro, per parlare del Catania, del Trapani e del Messina. Siamo in onda come al solito il venerdì in diretta alle 15:20, siamo anche in contemporanea su Globus Television tramite la piattaforma HBB TV, sempre del canale 15 di 7 Gold Telerent. Nella puntata odierna il mio compagno di viaggio di questa settimana, Vincenzo Lacorte, che saluto. Ciao Vincenzo, ben trovato. Eccoci caro Ettore, buon pomeriggio a te e buon pomeriggio a tutti quelli che ci guardano in diretta. Gli argomenti sono tanti, tanto per cambiare, no? Perché come al solito arriviamo al venerdì dopo una settimana intensa in tutte e tre le città. Catania, Trapani e Messina. Catania sappiamo benissimo dopo insomma il pareggio 1-1 pieno tra l'altro di polemiche, sentiremo anche le dichiarazioni di Grella. Sì. A Messina sappiamo benissimo che è tutto un punto interrogativo, non si capisce più nulla, e a Trapani c'è l'amarezza di una situazione che adesso è un po' problematica, legata al fatto che Antonini insomma è ancora amareggiato per il discorso di Messina e sa che insomma domenica si gioca contro il Monopoli e non è facile. No, per nulla, assolutamente una gara importantissima. Guardiamo subito il tabellino degli incontri che si diluiranno praticamente tra venerdì, sabato e domenica. Possiamo vedere già subito la schermata, eccola qui. Si inizia proprio stasera con Giuliano Turris e poi domani con Altamura Latina e Taranto Crotone. Domenica invece si giocherà Avellino Juventus Next Generation, Cerignola Trapani, Catania Foggia, Monopoli Messina, Benevento Sorrento, Potenza Picerno, e poi si chiuderà con l'incontro lunedì tra Cavese e Casertana. Derby. E lì insomma c'è qualche interesse soprattutto da parte del Messina, perché la Casertana è quella che in questo momento ci riguarda più direttamente. Guardiamola la classifica però dopo la nona giornata, dove continua giustamente a questo punto a essere leader incontrastato questo Cerignola, e ci piace, soprattutto perché è allenato da un messinese. Cerignola in testa con 57 punti, con 52 Avellino, 49 Monopoli, 48 Benevento, con 46 il Crotone insieme al Potenza, 42 il Trapani, 41 il Giuliano, con 40 punti Picerno e Catania, con 38 il Sorrento, con 36 punti Juventus Next Generation, 35 per il Foggia, 34 per Altamura, 33 Cavese, 30 Latina, 28 Casertana, 25 Messina, 6 punti per la Turris. Chiude la classifica addirittura con -6 questo Taranto dal punto interrogativo, come del resto è anche la Turris. Tra l'altro ricordiamo, noi abbiamo dato il tabellino degli incontri, ma ricordiamo che già la partita del Taranto è rinviata da destinarsi. Effettivamente la partita, questo lo dobbiamo dire, ma si pensa proprio perché probabilmente questo Taranto la prossima settimana scomparirà. È un preludio. È un preludio, è successo anche altre volte con altre società. Bene, apriamo a questo punto la nostra trasmissione, lo facciamo subito con il Calcio Catania. Lei presenta Sicilia? Prima era Trinacri, proprio adesso ando cianco, c'è due mitico punto che si chiama Catania. Sono curioso a questo punto di sapere la tua subito dopo i 90 minuti fatali di Altamura. Fatali nel senso che potevamo effettivamente venire via con 3 punti, alla fine ci si è accontentati quasi di questo pareggio in maniera molto insomma disarmante, perché comunque la partita di quella andava vinta proprio in previsione della possibilità di guadagnare 3 punti e 3 punti importanti per la classifica. Beh, la verità è certa e anche ancorché disarmante. La sfilza di incidenti muscolari, infortuni che continua ad abbattersi sul Catania dall'inizio stagione ha trovato la sua punta di eccellenza con quello che temavamo, cioè se un giorno si ferma Inglese siamo davvero spacciati. E infatti è successo. Ed è successo. Sebbene ovviamente il mister Toscano venerdì, a specifica domanda, faccia, io dico tra virgolette, la giusta pretattica, dicendo tutto a posto, e invece alla lettura della distinta si accorge che Inglese non c'è, di un'ecatombe praticamente, di Tacchio, Allegretto, Inglese, poi Guglielmotti esce in barella
e oggi di Di Tacchio si viene a scoprire addirittura che ha un'infrazione scomposta del costato. Cioè veramente qui quest'anno sta succedendo. Di Tacchio l'anno scorso assoluto primatista di presenze, arriva a Catania Ma ed esce dai evidentemente giochi... è proprio la piazza di Catania che non lo porta so, io non sfiga, come si capisco. suol dire, no? Quindi le parole di Grella che tu hai già anticipato, quella dichiarazione forte Sì. nei confronti del mondo, del sistema, È vero. ma c'è anche quella sul discorso degli infortuni. È vero, guardiamo nel frattempo Perfetto. le immagini di questi highlights dove effettivamente ci rendiamo conto che comunque quest'Altomura poi alla fine la partita sua se l'è Se l'è fatta. guadagnata la Se Pagnotta. l'è guadagnata la Pagnotta, a prescindere dall'episodio del calcio di rigore c'era o non c'era con relativa poi viceversa. espulsione e viceversa. Io penso che comunque l'Altamura è questa, cioè le partite di Serie C sono queste. Anzi, siamo stati graziati da Palermo in un paio di È occasioni. vero, è vero, è vero, è vero. Ma secondo te adesso in prospettiva il Foggia secondo me è molto più forte di questo Altamura? Ho questa Certo, sensazione. Anch'io ho questa sensazione, sicuramente la condivido. Magari non nella E- classifica, però in questo momento ho questa sensazione. Tra l'altro il Catania gioca in casa, che in questa stagione certo non è mai stato un buon fortino di punti. È come se avessimo una paura innata nell'esprimerci, nel giocare, mentre di solito siamo andati meglio in trasferta, tranne in quest'ultima occasione. È vero, è vero. E quindi un po' mi sento un po' agitato. Vedere poi questa squadra veramente con due, ricordiamo, due squalificati, perché tanto Gherardi quanto Stoppa saranno fuori dal gioco. Saranno fuori Quindi gioco, noi sì. abbiamo 9 infortunati, 2 squalificati, cioè praticamente manca un'intera squadra. Ma facciamoci però una domanda. 9 infortunati sono tanti in una rosa che comunque adesso è insomma abbastanza limitata rispetto all'inizio della stagione. Questo cosa vuol dire? Che in società forse evidentemente non hanno pensato che la stagione è lunga, bisogna affrontare questa seconda parte importante della stagione con una rosa un po' più ampia, però non si è provveduto ad allargarla. A meno che non si è avuto il coraggio di fare quello con cui si era partito a inizio d'anno, ovvero sappiamo che da quest'anno c'è il vincolo di presentare una lista anche per i giovani, no? E questi giovani andrebbero utilizzati. E quando? A domenica Corallo rimane in panchina. Anche questa cosa qui, ma se Tu questo riesci ragazzo a si capirla sta questa dimostrando interessante, ha già quasi superato l'esame della categoria, ma buttiamolo dentro, diamogli una chance, diamo la possibilità a questo giovane di insomma, dobbiamo capire. di Insomma, capire se per questo Catania va bene. con i limiti dell'età, con i limiti della crescita ancora tutta davanti. Ci può anche ma dobbiamo stare. vedere di che pasta è fatto, no? È vero, però è anche vero che poi c'è il rovescio della medaglia, spesso e volentieri però questi ragazzi rischiano poi di bruciarsi, soprattutto nei confronti di alcune partite dove c'è da mettere in campo anche l'esperienza. Per esempio la partita di Foggia probabilmente non è proprio adatta magari per Corallo, ma sarebbe stata adatta per molti altri giocatori, perché tra l'altro la situazione di Inglesi è ancora un punto interrogativo. Nel frattempo c'è questo episodio che ha poi scatenato l'inferno Di Grella. di Grella. Allora, io che poi è un doppio episodio. È un perché doppio episodio. Lamenta due cose. sì, perché c'è il rigore e poi la relativa espulsione. Tra l'altro, insomma, Gaetano Rigreggi mi ha fatto vedere un video dove si nota effettivamente che insomma, se c'era qualcuno da buttare fuori era certamente l'avversario che ha sputato alla il giocatore simulatore dell'avversario. In un primo momento Stoppa pare voglia prendersi anche lui la questione, poi però si alza, cioè si tira fuori. Ciò non è sufficiente, perché il Guardianini ha visto soltanto la prima parte, diciamo, un gesto inesistente, ha visto un gesto inesistente. Anche perché non credo proprio che abbia fatto questo fallaccio da far rotolare l'avversario per metri e metri. Ma poi, signor mio, quando un avversario prima rotola verso sinistra, poi si blocca e fa il riavvolgimento dall'altra parte. Ma tu il calcio l'hai fatto, infatti, lo sappiamo, è ridicola, parlando, è ridicola, no? è ridicola. Io direi di risentire di nuovo la voce di Grella, perché è molto diretta, molto chiara e anche forte anche rispetto alla classe arbitrale, perché insomma lui è stato sempre molto inglese in questo senso, però questa volta si è proprio scatenato. Ha detto è finita la pazienza. Infatti, sentiamo la sua dichiarazione. Un altro arbitraggio molto sotto qualsiasi parametro che noi possiamo dare, cercando di capire che un cristiano può fare un errore, ma sempre con noi questi errori pesano sempre di più. A conti fatti stiamo parlando di più di 10 punti
buttati per colpa di un arbitraggio molto scarso, spesso con grande presunzione e con poca voglia di collaborare. Noi non abbiamo mai parlato pubblicamente, abbiamo cercato di farlo tramite altri canali, cercando di far vedere il spirito giusto, buon senso e anche professionalità del nostro club. Si vede che questo non è servito a niente, perché di nuovo oggi vedo un rigore clamoroso non fischiato. Non solo viene espulso un nostro calciatore per un niente, veramente niente, che poi costerà la prossima gara a noi di giocare con un calciatore in meno. La cosa che mi fa ancora più male è quando l'arbitro dice che se lui è sbagliato, lui chiede scusa. Ma delle sue scuse in questo momento noi ne facciamo poco. Noi ne facciamo veramente poco e siamo stufi. Siamo veramente frustrati con questo modo di vivere calcio senza che qualcuno prenda un po' di responsabilità. Beh, diciamolo pure, la dichiarazione di Grella è forte nei confronti dell'associazione arbitrale. Questa situazione effettivamente ha un po' scosso tutto l'ambiente. Quasi quasi non ce l'aspettavamo, nel senso che noi addetti ai lavori abbiamo sempre visto un Grella un po' diplomatico, mentre invece questa volta, insomma, a microfoni aperti ha detto la sua in maniera chiara. Sì, Facciamo un'altra volta un passo indietro e parliamo soprattutto di questa partita contro il Foggia. Adesso la situazione, diciamo, della rosa è molto limitata, tra squalifiche anche ingiuste, ma di questo ne abbiamo già parlato, ma soprattutto degli infortunati. Come va affrontata la partita contro il Foggia? Come la vedi e soprattutto quali possono essere le soluzioni tattiche che Toscano potrebbe mettere in campo? Allora, tatticamente la soluzione per il mister è una, al massimo 1,5, perché non ha molta scelta. O fai l'1-2 davanti o fai il 2-1 e siamo là. Non hai Diventa molta 1,5, scelta. Non hai molta scelta. E lui ribadisce, non c'è niente da fare, lo abbiamo già provato, lo abbiamo già capito. Non per niente oggi vediamo fior di atleti che fanno montagne di gol fuori, ma lui quella figura non interessava. Per il suo schema, quella figura non interessava. Quindi adesso però piangere sul latte, ci sarebbe servita una figura di quel genere, no? Figura che sicuramente decollerà verso una bella squadra di Serie B. Sì, sicuramente. Con questo curricula di quest'anno, voglio dire, a chi potrà sfuggire. Assolutamente. E allora, qui veramente i giochi si fanno molto stretti, perché veramente forse ci sono gli uomini contati per ogni reparto, se non poi attingendo ai giovani, non c'è altro da fare. Io a centrocampo vedo finalmente l'utilizzo di Quaini, perché a questo punto è il sacrificato di Toscano, lo gira, è una pedina, diventata lui lo edulcori, poi lo sacrifica sempre. Sì. E quindi voglio dire, ma questa volta penso non ne possa fare a meno. Frisenna penso confermato. Frisenna confermato, Jimenez chiaramente dietro le punte, al solito. C'è da vedere se sarà, io penso che sarà al solito confermata la coppia Montalto De Paoli, non c'è altro. A meno che si punta su Corallo dall'inizio, ma non penso. Oppure il ritorno di Inglese, ma credo che ci siano pochissime possibilità. Non mi sembra abbiano dato infiammazione ai tendini, è ufficiale. Però rischi di bloccarlo poi per un lungo periodo se continui a lavorarci addosso con l'infiammazione e spesso e volentieri succede. Si parla di qualcuno riaggregato in gruppo, ma ancora troppo presto per poter contare su loro. Si parla, mi pare, di Gennaro e di Lunetta, che ci sono queste voci. Questo lavoro di riatletizzazione e quant'altro. Probabilmente pronti per la panchina. Poi, per respirare aria di campo, anche se poi alla fine insomma siamo veramente messi male. Cioè, in questo momento la partita col Foggia arriva in un momento in cui la squadra non è assolutamente al top. Tra l'altro però leggermente in serie positiva, perché comunque non si perde da 3 partite. Ecco, c'è questa bella serie positiva fatta sarebbe ideale metterla di 3 pareggi che in continuità con una bella vittoria contro il Foggia, però insomma, sappiamo e siamo almeno tutti facciamo 6 punti in 4 gare, almeno sarebbe ideale, anche perché la classifica è molto corta, il Foggia se vince va a 2 punti, non ci vuole nulla a sbattere dall'una all'altra parte. Infatti. A proposito di formazione, una cosa importante, perché molti hanno messo in dubbio il fatto che non possa giocare Forti. No, Forti è squalificato in primavera.
quindi può giocare benissimo negli altri campionati. Ma non credo che lo rischierà. Ma non credo lo che so. Toscano... Magari lo convocherà. Sì. Magari lo convocherà come è stato fino a 2 settimane fa. Poi la settimana scorsa è andato a fare un po' di minutaggio finalmente. Giustamente, perché anche poi se è troppo poco. Devono anche giocare, anche se parliamo di categorie lontane da un discorso Primavera 1, vabbè, ma dovremmo aprire un dibattito che non mi sembra il caso di aprire stasera. Invece parliamo del Foggia, sentiamo questo servizio prepartita proprio della squadra pugliese contro il Catania. Tre su 3 sono le vittorie ottenute dal Foggia negli ultimi 3 viaggi a Catania, precedenti incoraggianti sulla strada dei rossoneri, attesi domenica da quella che a conti fatti potrebbe davvero essere l'ultima chiamata playoff per la squadra di Zauri, che classifica alla mano sfida proprio chi al momento in zona spareggi c'è, sia pure ai margini, 5 i punti che separano le due squadre, sicuramente rendimento deludente per entrambe le compagini, partite con ben altre ambizioni. Un Foggia alla ricerca del riscatto dopo la rocambolesca sconfitta interna di domenica contro il Potenza in casa rossonera. C'è tuttavia voglia di rialzare immediatamente la testa e anche se l'entusiasmo dell'ambiente è ai minimi storici, nel gruppo di Zauri non è stata ancora accantonata l'idea di provare ad entrare in zona playoff. Sul collo dei rossoneri tuttavia pende la spada di Damocle relativa ai guai di Turris e Taranto. Le eventuali esclusioni dei due club a campionato in corso sottrarrebbero ben 9 punti al Foggia e rischierebbero di sotterrare qualsiasi ipotesi di rimonta. Problemi intanto per Zauri, l'allenatore del Foggia perde in un colpo solo per squalifica Parodi, Felicioli ed Emmausso. Tutti e tre salteranno la gara di Catania. Assenze pesanti, soprattutto quella del bomber rossonero, autore di 11 gol finora, e croce e delizia dello Zaccaria. Il tecnico spera di poter disporre a pieno regime del francese Thuot, arrivato nelle ultime battute di mercato a gennaio, ma che per una serie di problemi fisici non ha ancora debuttato. Niente tifosi al Massimino, la trasferta è stata vietata ai supporters rossoneri per motivi di ordine pubblico. Beh, anche il Foggia non è che sta messo bene, c'ha 3 squalificati, quindi voglio dire, è una partita degli incerottati, sia da una parte che dall'altra, però è anche vero che è una partita che, guardando la classifica, è importante per il Catania perché deve tenere vicinissima la zona playoff e soprattutto anche per il Foggia perché vincendo potrebbe cercare di agganciare e poi questa zona. Medita una vendetta calcistica. Poi a Catania perdere 4-3 infatti, con i due ha perso in casa settimana con scorsa. I 2 espulsi ovviamente. Poi ultimamente insomma Foggia a Catania ha sempre fatto risultati, quindi voglio dire in questo momento dalla sua c'ha anche la tradizione che è positiva. Vedremo quello che però succederà. Ci dicevamo a microfoni spenti il discorso di Emmausso, Ettore. Sì, anche questo voglio dire, meno male che è squalificato perché insomma quando gioca a Catania bene o male ci crea sempre qualche problema. Come? Va benissimo. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità perché adesso rientreremo in studio tra poco per parlare del Trapani. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati in studio, siete con Stadium Sicilia, la puntata dedicata interamente al preview della settimana riguardante le 3 squadre siciliane che disputano il campionato di Lega Pro. Parliamo di Catania, Trapani e Messina. Adesso questa seconda parte la inauguriamo subito con il Trapani. La squadra di Torrente viene da una vittoria fuori casa in quel di Messina. Nel frattempo possiamo già vedere anche gli highlights, perché ci rendiamo conto che comunque è stata anche un po' fortunata la squadra di Torrente, però ha portato via 3 punti che sono importantissimi per la sua classifica, per la contentezza anche di Antonini. Ma a questo punto, guardando la classifica e guardando anche la situazione in questo caso del Messina, le 2 squadre siciliane si sono scontrate secondo me per non darsele. Ho avuto questa sensazione. Beh, anche se poi al solito con Antonini si parte sempre a sprombattuto, no? Sì. Erano seguite delle minacce, mica tanto velate, Sì. di mancata presentazione della squadra per protestare contro questa situazione a modo suo. Giuridicamente i motivi ci sono. Certo, infatti. Per chi è in regola con i pagamenti, per chi Certo, mentre assolve per chi i non suoi lo impegni. fa, giustamente. E come siamo lì, è chiaro. È come È un quando Trapani però che poi alla fine è stato cinico, come ha detto anche Torrente. Trapani cinico e Messina, come diremmo a Catania, Babbasunazzo, perché, Bravo, perché bravo. un vero peccato, cioè giungere a quell'azione con il Mani di Krapicas che praticamente butta all'aria tutto quello che si poteva creare in quel momento di Sì. tentativo di rimonta. Sì. È stato davvero È un Messina suicidio, che, diciamo. però è un Messina in crescita, un Messina che secondo me in questo momento con questa rosa, diciamolo pure, non merita la posizione in classifica. Sta registrando parecchi fattori, come dire, di sviluppo immediato, e però la penalità ovviamente dirà la sua È vero. sul futuro È vero, immediato. Però non parliamo adesso del Messina, parliamo invece Certo, siamo di sul questo Trapani. Trapani che va a giocare a Cerignola. Beh, Ahimè. Cerignola, attenzione. che da questi studi abbiamo indicato sempre, Sì. agli inizi abbiamo parlato di progetto, no? Eravamo un po' cauti, Sì. no? Parlavamo di progetto però con Domenica dopo domenica ci siamo accorti che questo progetto è un progetto serio. C'era e dava frutti. È vero. E oggi il Trapani veramente è in un incontro clou per la stagione, secondo me. È vero. Perché se gli tagliano le gambe, naturalmente è tutto da rifare. Viene risucchiato ancora nella parte esatto, bassa dei playoff esatto, e giustamente Antonini, che è con molto in fermento questa parte certo, bassa. e con il fatto che giustamente lui ha perso la possibilità di giocarsi una buona posizione con la Coppa Italia, giustamente più sei sotto con la classifica e più devi affrontare più squadre nei playoff, e sappiamo benissimo che i playoff sono sempre un terno all'otto, lo sono sempre stati con tutti. Tra l'altro ricordiamo dall'8ª posizione in giù in esterna, È e con bravo. un solo risultato a favore, E quindi giustamente che è la vittoria. che è la vittoria in questo caso. Esatto. Allora possiamo rientrare in studio, perché dobbiamo lanciare a questo punto le parole di Torrente proprio dopo questa vittoria risicata, però una vittoria che in questo momento fa classifica ed è di buon auspicio certo. per la difficilissima partita contro il Cerignola. Sono da 24 giorni a Trapani, abbiamo cambiato tanto, dobbiamo lavorare e crescere, quindi dobbiamo migliorare. L'obiettivo è pensare a una partita alla volta, cercare di ottenere il massimo. Quindi questo è l'obiettivo, ma soprattutto di una crescita continua sotto l'aspetto tecnico-tattico e fisico. Per quanto riguarda Natriello, ha lottato, non era facile oggi, però ha fatto la sua partita, anche se potenzialmente è un ragazzo con ottime potenzialità e può fare molto di più. Poi i giovani sono così, i giovani hanno alti e bassi, bisogna solo dargli fiducia e continuità, solo così possono poi venire fuori e esplodere.
giustamente il mister ha parlato di Anatriello perché giocando a Messina da ex forse il ragazzo si è un po' sentito limitato, un po' impacciato emotivamente. Io l'ho visto anche fare errori gravi. Io ho l'impressione che si stia chiedendo troppo a questo ragazzo, perché non è Lescano, diciamolo pure. Perché una cosa è giocare nel Messina, una cosa è giocare nel Trapani, tu da intenditore hai individuato bene la motivazione, perché è chiaro che una piazza che deve salvarsi, dove tu sei la star in un certo senso, ti chiede ben altro. Ben altro, mentre invece in una realtà come quella di Trapani, giustamente ti perdonano poco, devi fare gol, soprattutto perché hai preso il posto di un altro bomber di razza che è Lescano, che continua a fare gol ad Avellino. Vabbè, è la dimostrazione che è la sua stagione. Giocatore straordinario, di categoria assolutamente superiore della sua stagione, sta bene è vero. Beh, poi tra l'altro si è anche saputo che probabilmente Lescano voleva andare via perché c'era Capuano, insomma tutti questi sbagli poi alla fine li paghi in società. Ahimè, queste cose andrebbero un po' governate in maniera più scientifica. È vero, sicuramente. È stata un po' troppo affrettata secondo me la scelta di mandare via Lescano. Sentiamo comunque come al solito il punto di Enzo Biondo sul Trapani. Trapani di scena sul campo della capolista Dario Cerignolo, un match che presenta parecchie difficoltà ed è un match al quale il Trapani arriva dopo aver vinto a Messina, non al termine di una prestazione convincente, ma quello che conta in questa parte della stagione, e viste anche le problematiche attraversate dal sodalizio Granata, è quello di fare punti per cercare di risalire quante più posizioni in classifica nei play-off. Giustamente è stato sottolineato anche da parte del massimo dirigente Granata, Valerio Antonini, le difficoltà che stanno caratterizzando la stagione, con società che sono ormai arrivate, che rischiano l'esclusione, dopo il Taranto ovviamente anche la Turris, ci saranno le penalizzazioni, insomma un campionato particolarmente complicato, falsato da gestioni probabilmente scriteriate. Ovviamente bisogna concentrarsi sulla partita che attende domenica alle ore 15, la formazione di Vincenzo Torrente con un avversario lanciatissimo che sogna per la prima volta il salto in Serie B. Che Trapani vedremo all'opera è il solito quesito che si pongono molti sostenitori alla luce delle difficoltà che continua ad avere la squadra nel produrre gioco. Quanto sarà fondamentale, quanto spingerà il successo colto a Messina, lo scopriremo soltanto domenica, dove però ci sarà bisogno probabilmente di una prestazione di ben altro spessore rispetto a quella offerta contro i peloritani. Domenica dunque questo incontro contro il Cerignola, incrociamo le dita perché comunque noi ci auguriamo che insomma la squadra di Torrente possa fermare in questo momento la giusta capolista di questo girone. Condividi questa mia guadagnato sul campo, definizione, la giusta capolista? Non c'è dubbio. Perché l'Avellino è secondo ed è certamente può temere solo un ritorno dell'Avellino, che d'altronde avevamo indicato serenamente quale seria candidata. Ma in questo momento la squadra di Raffaele lo ha dimostrato anche sul campo con un gran bel gioco, merita ampiamente il primo posto. Calciatori vogliosi, dinamici, tecnicamente validi, tutto quello che vorrebbe avere una squadra che vuole vincere il campionato. Va bene, benissimo. Allora speriamo che tutto vada bene in quella di Cerignola. Ennesima pausa e poi subito dopo grande chiusura con il Messina. Gioielleria Battaglia. La bellezza, l'eleganza, la qualità. Gioielleria Battaglia, a Catania in via Gabriele D'Annunzio 224.
perché da noi un dono è per sempre. Seguici anche su Facebook. Eccoci rientrati in diretta, ultimo spazio della nostra trasmissione, come al solito dedicato al Messina, pertanto iniziamo subito a parlare della squadra peloritana. No, è tutto molto strano perché guardando il jingle del Messina ci accorgiamo del tifo che negli anni è stato sempre il 12° uomo in campo per la squadra peloritana, ma credo che ancora tuttora il tifoso messinese, e qui voglio sentire la tua, è veramente forse l'elemento in più di questo progetto del Messina, perché in questo momento la situazione di Messina è tutto un punto interrogativo, si rischia veramente tanto. Il tifo è veramente appassionato, assolutamente, ha sopportato di tutto, assolutamente congruo per quello che deve essere una bella società di calcio, anche in Lega Pro, anche tra i professionisti. Certo. E tra l'altro sarebbe veramente un danno enorme che dopo l'FC Messina debba scomparire anche la CR, cioè sarebbe veramente un danno, considerato che io non sento più, c'era un momento in cui a Messina era un brulicare di squadre dall'eccellenza, c'erano movimenti incredibili, pare che si stia tutto... No, adesso diciamo che il mondo dilettantistico nel messinese si è un po' spostato da Messina, abbraccia soprattutto la zona nord, l'area tirrenica, diciamo, mentre invece Messina, che era comunque l'anima di un movimento calcistico, con altre squadre dilettantistiche si è praticamente ogni frazione di Messina aveva la sua squadra. Perfetto. Diciamola questa cosa, è una cosa d'altra importante. parte, se va male la prima squadra, è normale che non alimenti anche tutto il contorno del calcio dilettantistico. Sarebbe un peccato. Senti, ma come vedi questa situazione? E finalmente si sta muovendo anche la massima autorità comunale. Perché sta capendo che la settimana scorsa infatti abbiamo sentito l'intervento giustamente del sindaco Basile, sollecitato dall'assessore allo sport. Però io faccio una domanda e vorrei che tu insomma riuscissi a darmi una risposta facile, perché noi stessi non sappiamo più che risposte dobbiamo avere. Ma la situazione di Messina è talmente ingarbugliata che tutti dicono i soldi stanno arrivando, il bonifico sta arrivando, il conto si sta sbloccando. Però intanto questi domenica giocano e vanno a giocare a Monopoli, che non è una partita assolutamente facile. Non è facile la partita, ci vogliono soldi per fare la trasferta e non è la squadra da incontrare in questo momento sicuramente. Anche come il Trapani, anche il Messina non è nella migliore, però se per il Trapani può essere un discorso di verifica delle proprie possibilità, per il Messina questa gara contro il Monopoli naturalmente lascia parecchio a riflettere, a pensare. Anche se però abbiamo visto un Messina che comunque se la gioca. Ma soprattutto in trasferta. 15 giorni fa Benevento ha portato via un pareggio meritatissimo. Quindi voglio dire, se c'è quell'entusiasmo all'interno del gruppo, certamente uno se la gioca, però poi dopo è anche vero che la serenità di un gruppo che scende in campo viene minata da una situazione societaria molto ingarbugliata. Che lascia desiderare, Siamo riusciti... L'altro giorno ho visto nel giudice sportivo multa anche per mancanza di acqua calda negli spogliatoi dell'arbitro, cioè questi sono segnali. Che ai più sfuggono, ma messi tutti al giusto posto fanno capire. Ti fanno un quadro molto chiaro, molto chiaro. Siamo riusciti a beccare un'intervista che ha rilasciato il presidente Alaimo. Nel frattempo stiamo vedendo queste immagini di questo derby dall'amaro in bocca per il Messina, perché insomma soprattutto peccato per l'epilogo di cui abbiamo parlato. Nella parte finale Messina che comunque non aveva giocato, non aveva demeritato. Rientriamo in studio perché appunto lanciamo questa dichiarazione di Stefano Alaimo, il presidente di questo Messina. Presidente con un punto interrogativo, perché ancora ufficialmente Sciotto potrebbe ritornare a prendere tutto in mano e chissà, può darsi chiudere lui la stagione. Ricordiamo che dal 20 febbraio e per 30 giorni c'è questa possibilità. Sentiamo il presidente Alaimo.
Noi venerdì sera ci hanno sbloccato il fondo finalmente che ci avevano bloccato, quindi tutto è in mano al notaio, perché abbiamo mandato tutto al notaio, anche per rassicurare Sciotto che il pagamento che gli dobbiamo sarebbe avvenuto in tempi brevi. Ora Doudou Cissé da ieri va in banca ogni giorno per fare in modo che questi fondi che sono stati sbloccati possano essere accreditati sul fondo di AD. Venerdì sera ci hanno sbloccato il fondo, quei famosi 75 milioni di euro che Doudou Cissé ha detto nella conferenza stampa che ha fatto. Quindi ora, una volta che sono sbloccati questi soldi, devono andare sul conto di AD. Ce l'ha sempre, diciamo, l'istituto di garanzia. Per poter passare sul conto di AD ci vogliono qualche giorno, qualche pratica, perché il Lussemburgo... Che importo stiamo parlando, Presidente? Per il Messina no, io parlo che hanno sbloccato 75 milioni per AD, poi al Messina arriveranno altre somme. È normale, appena arrivano i soldi pagheremo quello che c'è da pagare. Fino ad oggi l'unica cosa che non sono stati pagati sono questi contributi, perché tutto il resto è sempre stato pagato. Non ci aspettavamo che ci bloccavano il fondo, quindi per questo abbiamo avuto un imprevisto, perché fino ad ora qualsiasi tipo di fattura, ho pagato sia le mie che quelle pure precedenti, quindi tutto è stato pagato, quindi ad oggi non c'è nessuno che può dire che AD deve qualcosa. A parte i contributi, ma ripeto, non ci aspettavamo che ci bloccassero questo fondo. I tifosi, sì, io li posso rassicurare, possono stare tranquilli, è questione di giorni, noi ci siamo ora, ci saremo pure domani, qualsiasi cosa succede. Pagherete anche la rata siamo. di Sciotto? La rata certo che la pagheremo. Ma infatti abbiamo mandato questo documento dello sblocco del fondo al notaio in modo che possa pure parlare con Sciotto e dirgli i soldi ci sono, stanno arrivando. I soldi ci sono, stanno arrivando. O quantomeno le carte ci sono. Le carte ci sono, perché poi dopo si devono acquisire. Insomma, è molto ingarbugliato. No. 2025 non può succedere una cosa di questo genere nei confronti di anche di una piazza importante come Messina e di un tifoso che ama la propria città, ama la propria squadra e merita molto di più, di più. Sai, Ettore, nella mente mi passano tante cose, tante operazioni ingarbugliate del passato, a partire da Manenti col Parma, incredibile quella situazione. Sì, quella fu veramente scandalosa. Incredibile. Con una conferenza stampa dove si diceva no, io i soldi dove quello addirittura sbeffeggiava il giornalista solo perché faceva il suo lavoro. Sì, mi ricordo. Ed è la dimostrazione che spesso... Io mi auguro che i nostri siciliani, messinesi, ovviamente godano di ben altro, no? Che noi veramente queste carte del notaio si tramutino in soldi sonanti. Perché poi alla fine c'è sempre tutto là, questa figura che incombe, che secondo me è quella di Sciotto, che sono sicuro, e questo forse tu me lo potrai anche confermare, che sotto sotto lui la squadra se la riprende. Beh, io ho questa sensazione. Sì, secondo me lui pur di non vedere cancellato l'ACR, farebbe anche una pazzia del genere. Potrebbe essere un atto d'amore anche nei confronti della propria città. Praticamente se ne è voluto uscire a tutti i costi e poi se la riprende, infatti, oggi sarebbe la parola pazzia, sarebbe la più giusta. Una follia. Però siccome lui non può accettare la scomparsa dell'ACR, potrebbe essere una chance. Potrebbe essere una chance. Io ho questa sensazione che secondo me a fine marzo noi avremo di nuovo Sciotto alla guida di questa squadra. Avremo la sorpresa della sorpresa. Sì, infatti. Parte finale, un pronostico Monopoli-Messina, perché il Monopoli è un po' in fase calante, però è anche vero che insomma è sempre lì. Si dovrebbe svegliare. Ma io mi auguro che i messinesi possano replicare il risultato di Benevento. Benissimo, anche noi ce lo auguriamo. Questo, io direi che con tutta onestà io penso che oltre a questo non si possa andare, ma sarebbe un ottimo risultato per cominciare, assolutamente. Benissimo, grazie Vincenzo per la tua consueta presenza ogni 15 giorni all'interno di Stadium Sicilia. Voi, buona serata. Grazie. Con te chiaramente l'appuntamento è per il programma su Globus, no? Diretta stadio domenica sul Catania Foggia. Sarò in studio a gestire
come dire, il ping pong tra stadio e studio. Perfetto, quindi, ricordiamo assolutamente. visibile chiaramente sull'HBB TV del canale 15 del digitale terrestre Sì, di 7 sì, Gold sì. su Globus Television. Buon Assolutamente. lavoro Grazie a anche a te, Vincenzo Ettore. Lacorte. Noi chiudiamo qui la puntata odierna chiaramente di Stadium Sicilia. Vi aspettiamo venerdì prossimo in diretta puntuali a partire dalle ore 15:20. Grazie a tutti.